È partita, quindi è buona la partenza e si lanciano in avanti i concorrenti. Davanti a tutti abbiamo il numero 3 di Ferdinand, che in questo momento sta per essere superato da Countach, che completa l'operazione quando arriviamo ai Numero primi 2  200 Corcovado metri di squalificato. corsa. Quindi davanti a tutti Lorenzo Besana con Countach, se lo segue a questo punto Ferdinand, mentre si presenta già a destra Dorotea, che prova già a sfilare quando sono passati solo 400 metri di corsa. Dorotea, la cavalla più appoggiata al betting, continua nella sua azione. Countach prova a trattenerla, ma poi quando arriviamo nelle vicinanze dei 500 metri ovviamente lascia sfilare la concorrente. Quindi Dorotea è davanti a tutti, parziale di 43,8 per i primi 600 metri, ma Dorotea ha già fatto una buona parte del lavoro che le veniva richiesto, cioè essere nelle prime posizioni. Addirittura siamo al primo posto, quindi la segue Countach e il gruppo, che adesso tende ovviamente a ricompattarsi perché Vincenzo Longo non ha interessi in questo momento a dare particolare vigore alla sua andatura. Quindi 1-5-3 per quello che è il passaggio, e Vincenzo Longo ovviamente continua a prendere in mano e a rallentare l'andatura, dando modo ovviamente a quelli che arrivano da destra di avvicinarsi alle prime postazioni e quindi al suo primo posto. Buongallo Wise si prende la responsabilità di guidare il treno esterno. Buongallo Wise adesso è di fianco a Countach, passiamo davanti alle tribune, 15-3 gli ultimi 200 metri in leggera accelerazione, quindi Buongallo Wise incomincia a svegliare un pochettino la Dorotea, la leader. Dorotea, quindi al secondo posto ricordiamo ancora Countach, a destra Buongallo Wise, che incomincia a mettere un po' di pressione, 15-4 i 200 metri della curva. Gli altri sembra fare un po' di fatica a recuperare. Abbiamo Dandy de Godrel che ci prova lì dietro, ma non sembra particolarmente efficace la sua azione, e quindi Dorotea Numero continua 12 da Covomail a camminare sempre più squalificato. svelta, provandosi a isolare. Quindi a questo punto entra in difficoltà anche di meccanica il cavallo Buongallo Wise, che comincia a retrocedere, mette un po' in difficoltà quelli che Numero lo seguono. 8 Arriva Buongallo Dandy de Wiselle Godrel, mentre invece all'interno squalificato. prova a ripartire Countach, ma Dorotea ha preso una lunghezza di vantaggio. Ci prova Countach, ci provano Dandy de Godrel, ci prova anche Biscuit del Nord. Attenzione, sì, è Dandy de Godrel che se la porta a casa. Sembrava non particolarmente efficace la sua azione nella retta delle tribune, invece sul rallentamento degli ultimi metri di Dorotea è riuscito a rientrare l'espertissimo campione di Roberto Vecchione, quindi vince Roberto Vecchione con Dandy de Godrel al secondo posto. Ci sarà probabilmente necessità della foto tra il 10 e l'1, poi abbiamo Countach quarto e il 9 prende il quinto posto, quindi Filodoro Matto sull'ultimo gradino dei 5. Riguardiamo la retta d'arrivo. 2:36,6 è il tempo di svolgimento di tutto il rotolo, quindi Dorotea prova a darsi la gamba, non riesce, il palo non si avvicina mai. Arrivano Countach, arriva Dandy de Godrel la pizzica, la battezza, e lasciando in fotografia appunto Countach per il secondo posto, e appunto la stessa Dorotea calata alquanto nel finale. Quindi vince, lo ripetiamo ancora una volta, Dandy de Godrel, Roberto Vecchione per Sabina Breccia, Stephen Ciangura la proprietà, questo castrone baio di 13 anni, figlio di Timo Co.